Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Come avete visto dalla mascherina principale, la domanda è che faremo alle nostre mascherine se ci devo credere a lui o a lei. Quindi adesso inizieremo una bella mischiatina e vediamo cosa rispondono le nostre sibille interattive. Però prima di questo vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale Gis de Garda e del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e nel gruppo di Telegram in cui ci riuniamo ogni lunedì sera per degli studi esoterici. Bene cari amici, iniziamo subito con una bella mischiatina. Diamo una bella mischiatina alle nostre sibille chiacchierine e facciamo 3 bei mazzetti e vediamo se ci dobbiamo credere a quello che dice. Bene, mettiamo i nostri 3 bei mazzetti a favore di camera. Bene, mazzetto numero 1, mazzetto numero 2, mazzetto numero 3. 3, 2, 1. Quindi sedetevi, fate un bel respiro, pensate bene se ci dovete credere. La domanda alle sibille è mazzetto numero 1, mazzetto numero 2, mazzetto numero 3. Concentratevi, cercate di allinearvi alle vostre vibrazioni un attimino. Bene, iniziamo. Spostiamo il 2 e il 3 e iniziamo a vedere cosa ci dicono le nostre sibille chiacchierine. Mettiamo le belle sibille a favore di camera. Allora, vediamo bene, allegria, consolante sorpresa, casa, fedeltà, messaggero. Ripetiamo bene, allegria, consolante sorpresa, casa, fedeltà, messaggero. Bene, qui vediamo che la situazione è molto positiva perché si parte con una bella carta allegria e consolante sorpresa. Quindi quello che lui ci dirà molto probabilmente ci sorprenderà sempre e ci lascerà sempre, vedete, di buon sospiro, ci dirà sempre delle cose che saranno realistiche, sicure, fedeli e ci porteranno sempre dei messaggi positivi, perché voi vedete allegria e con chiusura messaggero, tutto quello che in mezzo è molto positivo, quindi sì, ci dovete credere assolutamente tutto quello che vi dirà e sarà anche sempre molto robusto quello che vi dice e fedele. Quindi nel primo mazzetto io direi che quello che lui dice è una cosa vera e positiva, quindi il primo mazzetto nettamente positivo. Vediamo il secondo mazzetto. Omaggi preziosi, viaggi, speranza, ladro e sospiri. Vediamo bene, mettiamo bene le carte a favore di camera. Voilà, omaggi preziosi, viaggi, speranza, ladro e sospiri. Qui invece la situazione è un attimino un po' più tesa, perché noi vediamo che abbiamo omaggi preziosi, quindi tutto quello che ci dirà ci sembra molto molto positivo, ci lascerà, vedete, un po' in speranza e alcune volte cambierà bandiera, alcune volte con viaggio cambierà posizione. E in più vediamo che alcune volte ci sembrerà di essere derubati e noi rimarremo sempre un pochettino con sospiri, un attimino in attesa. Quindi nel secondo mazzetto io direi che tutto quello che ci dice potrebbe anche cambiare contro di noi come un ladro e quindi ci lascerà sempre, vedete, un attimino in speranza e ci farà sempre un attimino mettere in agitazione. Quindi nel secondo mazzetto chi l'ha scelto penso che non sarà molto attendibile quello che ci dirà il nostro lei o il nostro lui. Bene, vediamo il mazzetto numero 3. Quindi mazzetto numero 1 molto positivo, mazzetto numero 2 attenzione e vediamo il mazzetto numero 3. Bel vedere, dispiacere, nemico, amore e conversazione. Quindi qui vediamo la situazione un po' particolare perché vediamo
Belvedere noi stiamo aspettando che lui ci dice qualcosa ci dica qualcosa di importante, ma ci darà delle brutte notizie che vedete che lavoreranno contro di noi. Ma alla fine cosa succede? Succederà che la cosa cambia, vedete? Amore e alla fine conversazione, gioia e serenità. Quindi quello che noi stiamo aspettando, una buona notizia o una buona persona o qualsiasi cosa che lui ci dirà, all'inizio ci farà del male, ma poi vedete amore e conversazione passeranno e come si suol dire, si ribalteranno e diventeranno positivi. Quindi io penso che quello che ci dirà all'inizio ci potrebbe magari turbare e far del male, ma dopo, col passare del tempo, quando noi capiremo cosa realmente voleva dirci, saremo felici e allietati e avremo serenità. Quindi attenzione a quello che ci dice, perché molto probabilmente lo capirete male perché è scelto il secondo mazzetto, ma in realtà ci porterà amore e gioia e serenità. Bene cari amici, il secondo mazzetto è andata così. Quindi riprendendo, vediamo mazzetto numero 1 molto positivo, mazzetto numero 2 attenzione, mazzetto numero 3 cercate di capire bene quello che vi vuole dire, perché è positivo alla fine il risultato. Cari amici, anche qui oggi il vostro Marietto Veneziano è finito. Vi ha detto questa piccola pillola, vi chiedo, se non vi siete ancora iscritti al canale di Ildegana Marietto Veneziano, di iscrivervi, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram. Grazie cari amici, e se vi avanzo un like o un super like, noi ci siamo. Grazie cari amici, alla prossima.